amici portano a spalla la bara bianca, sul feretro la maglietta giallo-blu di tante sfide sul campo. Addosso un'altra maglietta, quella con la foto di Francesco, in barca, davanti a lui un orizzonte infinito. Al campo sportivo del Villorba Rugby l'ultimo saluto a Checco Nardi, il gigante buono, morto da appena 26 anni nel terribile schianto di venerdì scorso lungo la Pontebana, un frontale fra due auto in cui è rimasto ferito anche l'amico che era al volante. In tanti, distanziati, ordinati sul manto verde e sugli spalti per seguire la funzione. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di rinnovare nei cuori di ciascuno di noi il dono della fede, per unirci a questa preghiera che diventa il nostro vero saluto a Francesco. Un saluto che è un arrivederci, perché noi cristiani siamo convinti che la morte è un passaggio. Aveva giocato a rugby fino a 3 anni fa Nardi, poi aveva deciso di dedicarsi al lavoro in carpenteria con papà Adriano alla DBC di Ponzano. Il più innaturale degli addii, quello che hanno dovuto dare a Francesco lui, la mamma Melania e la sorella Federica. Sorridente, solare, chi gli ha voluto bene lo ha salutato con la stessa energia con cui Francesco ha vissuto la sua vita.